Dunque, io presento appunto un tema totalmente esterno alla questione del giudizio di valore su Fontana Architetto, che è stata riproposta autorevolmente ieri dal professor Portoghesi, e invece centrale nella altra questione che tante volte e anche poco fa da Werner Oechslin è stata affrontata di Fontana come innovatore della professione architettonica. Quindi il mio tema è l'uso che Fontana fa delle stampe per sostenere, promuovere la propria carriera professionale. Vedremo che Fontana utilizzò, dunque volevo anche premettere che il mio contributo dura circa 22 minuti, l'ho ridotto dopo l'ultima mail garbatamente minacciosa che ci è stata inviata quando 2 giorni fa da Giuseppe, e quindi molte cose che avrei voluto dire non le dico, ma spero che possiate poi ritrovarle negli atti o comunque le possiamo eventualmente affrontare in un momento di discussione più tardi. Dicevo, vedremo come Fontana abbia più volte utilizzato il medium della stampa per presentare tempestivamente, direi in termini moderni potremmo dire in anteprima, al pubblico le opere che via via andava realizzando. E vedremo come questa strategia di autopromozione da un certo momento in poi comincia a basarsi sul rapporto con una precisa persona, cioè con l'editore Giovanni Giacomo De Rossi. Questa strategia di autopromozione culmina e assume un aspetto nuovo nella raccolta intitolata Disegni di vari altari e cappelle, e poi nell'ultimo decennio del secolo giunge a interessare l'intera Europa centrale anche attraverso le ristampe dei volumi De Rossi pubblicate a Norimberga intorno al 1690. Quindi centrale questo rapporto con De Rossi, ma la prima immagine che discuto precede l'inizio del rapporto tra Fontana e la stamperia De Rossi. Si tratta della stampa datata 20 marzo 1674 che Fontana pubblicò per presentare il proprio progetto per il tamburo, la conosciamo tutti naturalmente, per il tamburo e la cupola della chiesa carmelitana di Santa Maria di Montesanto in Piazza del Popolo. Tanto mi sembra interessante notare che per il modo in cui è impaginata in funzione del messaggio che deve comunicare, questa stampa anticipa di quasi 20 anni alcune tavole del Ponte Senatorio e del Tempio Vaticano. Il prospetto di progetto, reso in una rigorosa proiezione ortogonale attraverso un uso elaborato e raffinato delle ombre, è accompagnato infatti in alto da 2 cartigli nei quali un testo esplicativo a sinistra e una piccola sezione orizzontale a destra illustrano la proposta di ridurre ad apparente circolarità la pianta ovale della cupola per mezzo di una opportuna graduale variazione dello spessore murario del tamburo e dell'aggetto dei contrafforti. Quindi, come accadrà nelle opere letterarie degli anni 90, quello che Fontana vuole fare è mostrare a chi? A professionisti, cultori e potenziali committenti di architettura di saper risolvere brillantemente un problema di forma avvalendosi delle proprie solide competenze tecniche, no? L'intento autopromozionale della tavola, tuttavia, non è rivolto soltanto genericamente al pubblico degli esperti, ma ad un interlocutore preciso. Infatti, sotto l'immagine c'è un testo, come vediamo, che è una dedica indirizzata al prelato siciliano Matteo Orlandi,
che fino alla sua recentissima nomina a vescovo di Cefalù era stato il generale dei Carmelitani e in quella posizione aveva incaricato Fontana di occuparsi della fabbrica. E quindi la pubblicazione del progetto sembrerebbe essenzialmente un omaggio presentato dall'architetto a Orlandi per manifestargli la propria gratitudine nel momento in cui Orlandi assumeva questo nuovo importante incarico. Però non si può non rilevare che anche che proprio nel momento in cui la stampa viene pubblicata, i Carmelitani, sui quali Orlandi doveva indubbiamente mantenere una grande influenza, erano sul punto di decidere a chi affidare la realizzazione del nuovo altare maggiore della loro più importante chiesa romana, vale a dire Santa Maria in Traspontina. Siamo proprio, appunto, è una decisione che viene presa proprio all'inizio del 74. E come sappiamo l'incarico fu dato poi a Fontana, che in meno di un anno portò a termine un'opera riuscitissima, conseguendo quello che si può considerare forse il suo primo grande successo professionale. Quindi però qui in questo caso ci troviamo ancora insomma di fronte a una situazione riferibile alla dinamica delle relazioni che diciamo convenzionalmente, no, nel XVII secolo legavano un architetto al suo committente. Invece il secondo caso che prendiamo in esame ci pone di fronte a una situazione nuova. Si tratta della tavola con la facciata del Palazzo Bigazzini, poi Bolognetti e Torlonia, a San Marco, tavola che compare nei nuovi disegni dell'architettura e piante dei palazzi di Roma. Una raccolta realizzata da Giovanni Battista Falda per Giovanni Giacomo de Rossi, appunto, come ideale continuazione dei palazzi di Roma di Pietro Ferrerio, che lo stesso editore aveva acquisito e pubblicato intorno al 1655. Nei nuovi disegni non c'è data, ma noi possiamo dire che furono pubblicati certamente tra il 71 e il 77, sia perché recano una data al cardinale Camillo Massimo, che ottenne la porpora nel dicembre del 70 e poi morì il 12 settembre del 77, sia perché già figurano nell'indice delle stampe De Rossi pubblicato nel 77. De Rossi pubblicava periodicamente un indice delle sue pubblicazioni. Sappiamo anche che il conte perugino Giovanni Antonio Bigazzini, di questo palazzo ha parlato anche ieri Giovanna Curcio, ed è stata proprio Giovanna Curcio che non ieri ma circa 20 o 25 anni fa ha chiarito la storia di questo palazzo. Questo Bigazzini acquistò un fabbricato che già esisteva sulla piazza nel dicembre del 72, affidando subito a Carlo Fontana, come ricorda anche Pascoli, l'incarico di trasformarlo nella propria residenza romana. Poiché tuttavia, come appunto ha chiarito Giovanna Curcio, i lavori non ebbero inizio prima della primavera del 78, è molto probabile che Carlo Fontana abbia disegnato egli stesso, sulla base del progetto che andava elaborando fino dal 73, la tavola da inserire nella pubblicazione di De Rossi. L'ipotesi che la tavola sia stata inserita, un'ipotesi che si potrebbe avanzare, che sia stata inserita in sostituzione di un'altra in una successiva edizione dell'opera, può essere infatti esclusa, perché il monumentale portale a 4 piedritti del palazzo è rappresentato nell'incisione con 2 colonne centrali e 2 paraste, come vediamo, agli estremi, mentre fu alla fine realizzato con 4 colonne, come appare sia nella veduta delle Magnificenze di Roma Antica e Moderna di Giuseppe Vasi del 754, sia, vedete qui si vedono chiaramente le 4 colonne, sia nelle foto di fine Ottocento.
Che significa questo? Significa che Fontana ottenne da De Rossi che nella pubblicazione fosse inserita una tavola con una sua opera che, unico caso nella raccolta di De Rossi, non era stata ancora realizzata. E questo spiega anche perché la trasposizione del disegno sul rame fu eseguita non da Falda come per tutte le altre tavole, ma da un collaboratore di Fontana, cioè Simone Felice De Lino. La disponibilità di De Rossi nei confronti di Fontana, d'altra parte, non ci deve sorprendere. Entrambi di origine lombarda, nati a soli 7 anni di distanza l'uno dall'altro, i due dovevano conoscersi molto bene e possiamo immaginare che tra loro si sia a un certo punto stabilito un accordo di collaborazione. Da questo accordo De Rossi ottenne, oltre a costanti e molto utili relazioni con l'Accademia di San Luca, anche una consulenza scientifico-artistica altamente qualificata, che certamente ebbe un peso anche nella sua decisione di cominciare a presentare gli edifici in proiezione ortogonale e non più in veduta prospettica. Fontana, da parte sua, da questo accordo ricavò le importanti occasioni che stiamo qui considerando per far conoscere e apprezzare il proprio lavoro. Significativa di questa contiguità professionale tra De Rossi e Fontana appare del resto anche la loro tendenza ad avvalersi degli stessi collaboratori in modo scambievole. Infatti nella carriera di Simone Felice De Lino, o semplicemente Simone Felice, forse potremmo anche chiamarlo perché lui si firma più spesso soltanto Simone Felice, nella carriera di questo architetto incisore, il rapporto con Carlo Fontana sembra aver preceduto e introdotto quello con De Rossi, mentre nel caso di Alessandro Specchi sappiamo che si verificò il contrario. Passiamo ora a considerare una seconda pubblicazione di Giovanni Giacomo De Rossi, gli Insignum Rome Templorum Prospectus, che esce in prima edizione nel 1683 con un frontespizio, un'antiporta e 52 tavole, recanti tutte, tranne una, disegni in proiezione ortogonale. Ad appena un anno di distanza dalla prima, questa pubblicazione viene riproposta in una seconda edizione ampliata con l'aggiunta di 15 nuove tavole. E tra queste 15 nuove tavole c'è anche la facciata di San Marcello di Carlo Fontana, che vediamo qui. San Marcello, la facciata di San Marcello di Carlo Fontana è un'opera che, sebbene la didascalia qui la dica extructa nel 1683, non era in realtà neanche questa ancora terminata, perché nel 1683 si ultimò soltanto il rivestimento in travertino e sappiamo con certezza che nell'84, anno di pubblicazione della tavola, si lavorava ancora, si era ancora lontani dal completamento del secondo ordine. Infatti questo è evidente perché rispetto alla stampa pubblicata nei prospectus il livello superiore della facciata realizzata, come vediamo in questo confronto, presenta numerose differenze. In particolare, adesso non mi dilungo, ma insomma, in particolare vedete che il finestrone è sostituito dalla famosa edicola inserita nel timpano dell'ordine di colonne binate che inquadra l'ingresso, e le volute sono di tipo più semplificato, hanno un disegno più semplificato. Molto più vicino alla stampa è invece il foglio conservato nella collezione Tessin di Stoccolma, sul quale una mano coeva in effetti scrisse, è la nota che vediamo in alto nel foglio, il cavalier Fontana l'inventò e disegnò per la facciata di San Marcello nel Corso di Roma. Questo disegno servì per farne la stampa,
parmi però variato dall'opera. Ringrazio Martin Olin che mi ha fornito la riproduzione di questo disegno e col quale ne abbiamo anche discusso naturalmente quando abbiamo fatto insieme il libro su questi argomenti che è uscito circa un anno fa. Dunque, come aveva fatto già nel caso del Palazzo Bigazzini, Fontana convinse De Rossi a inserire nell'edizione 1684, edizione ampliata dei Prospectus, la rappresentazione della sua opera più recente. Sebbene questa fosse, e anche stavolta si tratta dell'unico caso nella raccolta, nel volume, ancora lontana dal completamento. Per la tavola, naturalmente, utilizzò l'ultima versione del progetto e poi uno dei disegni eseguiti in quella circostanza finì 3 anni più tardi nella disponibilità di Nicodemo Stessini il Giovane, che lo portò con sé a Stoccolma. Tra il marzo del 688 e la fine del 1689 Giovanni Giacomo De Rossi pubblica un secondo volume di stampe sulle chiese romane, comprendente 50 tavole dedicate questa volta agli interni. Il titolo è I disegni di vari altari e cappelle e così via. È stato più volte messo in evidenza il particolare rilievo che in quest'opera è dato, nella scelta dei soggetti rappresentati e proprio esplicitamente in alcune didascalie, all'attività di Ciro Ferri. Ciro Ferri che peraltro morì nel settembre di quello stesso 1689. Io credo che, esaminando bene quest'opera, come adesso cercherò di fare, risulti fuori di dubbio che nella progettazione editoriale dei disegni di vari altari e cappelle un'attenzione del tutto speciale viene rivolta anche alle opere di Carlo Fontana. Anzitutto va rilevato che, non considerando Ciro Ferri, a parte Ciro Ferri, Fontana è di gran lunga il più rappresentato tra i 5 architetti viventi le cui opere furono inserite nella raccolta. A lui sono dedicate infatti ben 6 tavole relative a 4 opere nell'ordine: la Cappella Cibo in Santa Maria del Popolo, con 2 tavole, il già ricordato Altare Maggiore di Santa Maria in Traspontina, la Cappella Ginnetti in Sant'Andrea della Valle con 2 tavole e la perduta Cappella dell'Assunta nel Collegio Clementino dei Somaschi. Ma inequivocabilmente indicativa dell'egemonia di Fontana è ancora di più, io direi, la posizione che all'interno del volume venne riservata alla più importante delle sue 4 opere, cioè la Cappella in Santa Maria del Popolo. Le 2 tavole relative alla cappella voluta da Alderano Cibo, che era stata consacrata l'8 agosto 1687, quindi poco tempo prima, sono situate infatti in apertura della raccolta, subito dopo quelle che presentano la Cappella Chigi nella stessa basilica. L'intento è ovviamente quello di riprodurre nel volume il rapporto che tra le 2 cappelle esiste all'interno della chiesa, dove si aprono una di fronte all'altra. Ma è evidente che si vuole anche affermare la possibilità di un confronto tra la cappella consacrata 2 anni prima, la Cappella di Fontana, e la più importante cappella del Rinascimento romano, e alludere all'esistenza di una continuità tra il classicismo di Raffaello, che Bellori indicava da un ventennio come la più alta manifestazione dell'idea del bello, e il nuovo classicismo contemporaneo di Fontana. Nei disegni di vari altari e cappelle, dunque, il rapporto tra Giovanni Giacomo De Rossi e Carlo Fontana subisce un'evoluzione netta. Questa volta l'editore non si limita a inserire tra una serie, tra i molti edifici riprodotti, un progetto di Fontana in corso di esecuzione, ma presenta al pubblico un'antologia delle opere dell'architetto, nel quadro di un'operazione critica intesa a porre in evidenza l'importanza storica del suo lavoro.
E allora io credo che ci si debba chiedere se i contenuti e la struttura dei disegni di vari altari e cappelle possano essere integralmente riferiti all'ideazione di Ciro Ferri, come tradizionalmente è stato proposto, o se invece la cura della pubblicazione non sia stata affidata da De Rossi proprio a Carlo Fontana, che utilizzò certamente disegni forniti da Ferri e forse in rapporto con l'attività dell'Accademia Medicea di Roma, ma poté anche allestire una controllata e tuttavia non sommessa autocelebrazione. In una data sconosciuta, qui ci spostiamo ora fuori d'Italia, che cercheremo di precisare, sia degli Insignum Rome Templorum Prospectus, sia dei disegni di vari altari e cappelle, fu pubblicata un'edizione tedesca per iniziativa di Johann Jakob von Sandrart, disegnatore, incisore, editore, commerciante di stampe di primo piano nella Norimberga dell'ultimo terzo del XVII secolo, nonché pronipote del grande Joachim von Sandrart, autore della Deutsche Akademie. Della prima opera, cioè dei Prospectus, Sandrart mantenne lo stesso titolo latino, ecco, vediamo i due frontespizi, mentre il titolo italiano della seconda, i disegni di vari altari e cappelle, fu mutato in Altaria et Sacella Varia Templorum Rome. Lo vediamo qui a destra. Le tavole di De Rossi furono copiate nello stesso formato grande, in folio, e da tali copie fu eseguita l'incisione dei rami, senza preoccuparsi del fatto che così facendo le tavole dell'edizione tedesca sarebbero ovviamente risultate in controparte rispetto alle originali, come vediamo qui. Questa è appunto la cappella Cibo. Inoltre, in un certo numero di esemplari, come in quello conservato presso la Biblioteca Braidense di Milano, che contiene entrambe le opere in un unico volume e dal quale sono tratte le immagini che qui presento, che infatti vedete hanno una piega centrale tutte quante, i fogli delle tavole di Sandrart furono rilegati dopo essere stati piegati in due, evidentemente nella convinzione che un volume di minor formato potesse essere proposto a un più ampio mercato. Di grande interesse poi è il fatto, passato fino ad oggi a quanto mi risulta inosservato, che un certo numero di tavole dell'edizione tedesca dei Prospectus portano la firma, come incisore, di Johann Baptist Hohmann, ossia del più importante cartografo tedesco del XVIII secolo. La presenza di Hohmann nei Prospectus di Sandrart ci aiuta in primo luogo a individuare il periodo di pubblicazione dell'opera, proprio in rapporto alla biografia di Hohmann, opera che non porta alcuna data in frontespizio. Cattolico per formazione, Hohmann giunse a Norimberga nel 1687 chiedendo alle autorità di quella città di sostenerlo nel percorso di conversione al protestantesimo che intendeva compiere e che poi effettivamente avvenne. Nella città francone, verosimilmente proprio presso la stamperia dei Sandrart, egli apprese in breve tempo l'arte dell'incisione e nel 1690 per la prima volta troviamo la sua firma su alcune tavole di un'opera cartografica sul Piemonte. È molto probabile che Hohmann abbia lavorato ai Prospectus proprio in questo periodo d'esordio, 89-90, quindi pochissimo tempo dopo l'uscita dell'edizione romana dell'opera, anche perché dal 91 poi si dedicò completamente, sappiamo che si dedicò completamente alla realizzazione di una carta del territorio di Norimberga molto innovativa tecnicamente, che lo lanciò definitivamente come grande cartografo. Le tavole firmate da Hohmann sono 6 e, tanto vi faccio vedere Hohmann, eccolo.
che appunto qui è già ormai, perché vedremo che lui poi arriva ai vertici più alti della notorietà come cartografo. Le tavole firmate da Homan sono 6 e riguardano 5 capolavori del barocco romano: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant'Agnese in Agone, Sant'Ivo alla Sapienza con 2 tavole, Santa Maria in Campitelli e, guarda caso, proprio la facciata di San Marcello al Corso, che qui vediamo appunto nel volume dell'edizione tedesca, e a destra il dettaglio della firma di Homan. Non sappiamo se nella pubblicazione di Sandrart Homan sia stato autore esclusivamente di queste 6 tavole, oppure se invece le abbia realizzate tutte firmandone poi soltanto alcune, ma non mi pare una questione decisiva. Quello che è interessante e significativo è che all'opera di Carlo Fontana appena terminata sia già rivolta la stessa particolare attenzione che è rivolta ai capolavori molto celebrati e noti di Borromini e di Carlo Rainaldi. E oltretutto non è da escludere che Homan, che negli anni seguenti divenne molto noto e stimato ben oltre i confini della Baviera, tanto che nel 1714 fu chiamato a far parte dell'Accademia Prussiana delle Scienze e nel 15 ottenne da Carlo VI il titolo di cartografo imperiale, possa aver egli stesso in qualche misura contribuito a diffondere la conoscenza e l'apprezzamento delle opere di Fontana. Eccoci, per concludere, in ogni caso le edizioni tedesche dei libri De Rossi, più agevolmente reperibili senza dubbio e meno costose delle originali, anche perché a volte abbiamo detto con meno tavole e in volumi di minor formato, conobbero una vastissima diffusione, specialmente nei territori dell'impero, del Regno di Prussia e della Confederazione Elvetica, ma non soltanto in quelli. Nelle biblioteche storiche della Germania si trovano più spesso le edizioni tedesche di queste opere che le edizioni originali. Io ho fatto una piccola ricerca molto, per ora, superficiale. Per esempio, diciamo che le edizioni romane si trovano in centri di particolare importanza, per esempio ad Hannover, a Augsburg e nella biblioteca di Erlangen-Nürnberg, dove sappiamo che questa edizione romana arrivò con i libri appartenuti a Wilhelmine di Prussia, no? Moglie del margravio Friedrich di Brandenburg-Bayreuth e grande committente di architettura proprio a Bayreuth, diciamo, mi pare tra il 35 e il 55 più o meno. Mentre in molte altre biblioteche storiche di diverse altre città, tra le quali Praga, si trova l'edizione tedesca, soltanto l'edizione tedesca dell'opera, cioè appunto gli Altaria et Sacella Varia. Per farsi un'idea comunque di quale sia stata la circolazione di queste opere anche fuori dei territori dell'impero, e anche quindi a sud delle Alpi, è interessante considerare in conclusione il caso del grande collezionista e scrittore d'arte fiorentino Francesco Maria Nicolò Gabburri, il quale Gabburri, che visse stabilmente a Firenze, non risulta che abbia mai compiuto lunghi viaggi o viaggi oltre Alpe, ecco, eppure noi sappiamo che nel 1722 Gabburri possedeva tanto dei prospectus quanto dei disegni, l'edizione tedesca e non quella romana, che pure, insomma, vivendo a Firenze, apparentemente gli sarebbe stato molto più facile procurarsi. Vi ringrazio. Mille grazie, continuiamo subito con Kimberly Skelton. Lei ci parla adesso di un tema che cerca anche di inglobare un po' il problema fino ai problemi di percezione, e credo che tutto sia pronto o meno.